Il 110% secondo me è un provvedimento sano, perché è riuscito a mettere in comunione quello che era una quantità di imprese che erano senza lavoro perché provenivamo da una lunga e duratura crisi e un patrimonio nazionale particolarmente vetusto. Noi non dobbiamo dimenticare che il 50% delle nostre case ha più di 40 anni, quindi sono delle case energivore. Si leggeva di ruberie, ecco, vorrei sottolineare che nel 110 ruberie hanno un'incidenza dell'1%, i famosi 4 miliardi e mezzo di cui si parla in realtà sono additabili al 110 attorno ai 130 milioni e il 110 ha fatto 16,4 miliardi di movimentazione, e sui restanti 16 miliardi e mezzo che ha fatto l'ecosisma bonus e il bonus facciate c'è stato il famoso ruberia dei restanti 4 miliardi e 2, quindi anche per questo non si può parlare male del 110. Bene anche l'opportunità di questo passaggio di credito che poteva mettere in seria difficoltà le imprese e anche i clienti. Quello che auspichiamo è che vengano posticipate le scadenze, soprattutto per le case singole che vedono lo stop entro dicembre di quest'anno, solo se entro giugno viene eseguito il 30%. Auspichiamo che il governo ascolti questa necessità circa la proroga.